E allora buonasera a tutti, a chi è presente questa sera a Borgo San Sergio, a chi non è ancora arrivato ma sta per raggiungere l'impianto di Via Petracco. Buonasera a chi ci segue su FVG Sport Channel e in streaming per questa grande serata finale Crese Cup. Tutte le finali qui sul campo 1, mentre sul campo 2 all'orizzonte, come probabilmente riuscirà anche a cogliere il nostro Davide Petarin, che ringraziamo alla telecamera, stanno dando battaglia e spettacolo tre squadre del Crese Fiveman del football americano, vale a dire Muli Trieste, Draghi Udine e Sentinels Turiaco. Da metà pomeriggio in pratica stanno animando la situazione nel campo 2, che vivrà successivamente anche le finalissime Crese Volley e Crese Basket. Cominciamo però qui sul campo 1 con le ragazze, con la Crese Girl. Sono le compagnucce che stanno per dare il calcio d'inizio di questa finale primo-secondo posto contro le Orsette del Cuore, facilmente riconoscibili dalla maglia giallo-blu in tutto e per tutto, uguale a quella del Parma ai tempi di Adriano, Mutu, Prandelli in panchina, chi più ne ha più ne metta. Direzione affidata al signor Riccardo Malvestiti, gruppo arbitri MSP, gli assistenti sono Cervellera qui sotto la tribuna e Wolf dalla parte opposta. Quasi tutto pronto, fischietto in bocca per il signor Malvestiti, comincia questa lunga serata di calcio, di sport a Borgo San Sergio, questa serata Crese Cup 13ª edizione. Dicevamo primo incontro delle ragazze, dopo a seguire Crese Replay con Hydro City che sfiderà In The City, questa assonanza di nomi delle squadre, nel torneo di riparazione che vede le eliminate della Crese Cup e della Crese League affrontarsi appunto in un torneo parallelo. Poi si andrà a seguire alle 20:45 con Excalibur Pizzeria da Modesto, finalissima della Crese League, e poi il piatto forte, la portata principale alle 21:45 o giù di lì, la finalissima regionale, che sarà anche la rivincita di quella che è stata mercoledì sera, la finale Crese Cup Trieste tra Costa Lunga e Termosoc SRL. Qui nel frattempo deve disimpegnarsi il portiere Loredana Sturman. Prova a recuperare Giulia Inglese. Appoggio con Davenia. Adesso palla verso il capitano. E se ne va con un bel gioco di gambe Giovannini. A segno spesso e volentieri. Ora Davenia. Lo spunto se la sposta sul destro. Cerca il diagonale. C'è una deviazione. Palla fuori. Malvestiti dice che è calcio d'angolo. Primo pericolo per la porta giallo-blu. Lo portano le compagnucce con Giada Davenia. Maglia numero 7. E adesso Inglese dalla bandierina, viene messo fuori molto bene questo pallone, può ancora recuperare la numero 11 e si mantiene comunque in avanti la formazione multicolor, almeno questa è la definizione anche sulle liste di gara, inequivocabile, anche perché insomma un colore solo non prevale, forse l'azzurro insieme al verde. Ci prova ancora Bredariol col sinistro, stavolta schiaccia troppo. Ricordiamo che la grande serata in diretta su FVG Sport Channel e anche in streaming vedrà un po' di intrattenimento tra una finale e l'altra, e poi la cerimonia finale delle premiazioni al termine di tutte le partite valide per il primo e secondo posto. Nella kermesse organizzata all'area 27 di San Quirino da Raffaele Clemente, responsabile organizzatore Crese Cup Pordenone, che ha già promesso numeri superiori per la prossima edizione. C'è grande entusiasmo anche là, grande voglia di calcio. Ora buon intercetto di Inglese che ruba palla, prova ad involarsi in contropiede, resiste a una carica, il sinistro che parte potente, era molto ben indirizzato. Ci mette il corpo Teresa Sfecci, pericolosa però questa transizione della numero 11. E ora Davenia, corner tagliato, secondo palo. Poi pallone raccolto da Giulia Inglese, prova a partire in mezzo a due, viene fermata per un attimo, poi insiste. Tiene il possesso ancora Giulia Inglese, se ne va sul fondo. Su di lei Urbani, Giovannini chiude l'1-2, ancora. Pallone messo fuori da Gloria Frizza. Insiste però la pressione qui delle compagnucce. C'è Piera Miani sul pallone, vede Davenia, può puntare l'avversario Davenia. Dentro per Giulia Inglese, col piatto al volo, ancora la palla buona. Davenia imbecca Giovannini, forse involontariamente, e poi Sturman controlla. E adesso rinvio lungo, alto, ma che è preda delle avversarie. Occhio a Dicenta però che va in pressing, si scontra con Piera Miani. E l'ultimo tocco è proprio della giocatrice numero 9 giallo-blu. Non si sblocca questa prima finalissima Crese Girl
veramente a pochi centimetri dallo sbloccare questa finalissima. Una squadra multicolore nelle compagnucce. Qui ancora Giovannini, vuole il controllo, destro e palla in rete. E arriva il primo gol di questa serata finale Krese Cup. Si sblocca la finalissima Krese Girl col gol del capitano Sara Giovannini. Metà del primo tempo, 12° e 30 secondi, niente da fare per Loredana Sturman. E allora, gol del vantaggio. Adesso vedremo la consistenza della risposta delle giallo-blu. Premio meritato per l'impegno messo in campo da Giovannini fin qui. Ora Urbani prolunga di testa, c'è Giovannini che mette giù con grande calma. E poi ritorna dal proprio portiere Nicoletta Dessi. Senza forzare i tempi, le compagnucce adesso avanti di un gol da quasi 3 minuti. Intercetta bene De Grassi, cerca dentro Frizza, poi continua il pressing su Inglese. Arriva Di Centa col sinistro, ci prova dal limite la numero 9, non inquadra lo specchio della porta. Inizia però a rispondere la squadra giallo-blu. Forse la prima vera conclusione verso la porta di Nicoletta Dessi, anche se non ha dovuto effettuare una parata. Inizia anche il riscaldamento sul campo da volley in vista delle finalissime di questa sera. Ricordiamo anche basket, esibizioni tra una finale e l'altra qui sul campo 1. E dopo le ragazze sarà il momento della Krese Replay. Tanto ottimo spunto di Urbani, destro. Non la tiene lì il portiere Nicoletta Dessi, che stavolta una parata di una certa entità ha dovuto sfoderarla. Ottima iniziativa di Desiree Urbani. Adesso Bredariol aggancia con eleganza questo pallone in mezzo a due avversarie. Smista su Giovannini, si fa vedere Avanzini a sinistra, ancora Bredariol invece. Si aspetta il fischio di Malvestiti che arriva in questo momento, parte Urbani, il suo destro, raso terra, respinge corto Bredariol, poi Marchesan la lascia lì. Arriva Gloria Frizza, prima di tutti ma calcia alto. Ancora applausi per lei, non solo puntuale, arcigna in difesa ma anche molto attiva là davanti. Peccato sia mancata la precisione stavolta. Buona occasione comunque per le Orsette che alla distanza stanno salendo di tono. Ne mette ancora 3 Nicoletta Dessi. Fischia Malvestiti, parte Urbani, il destro stavolta più potente ma anche stavolta impreciso. Fischia Malvestiti, allora può bastare 30 secondi di recupero per questo primo tempo che si chiude 1-0 per le compagnucce. Decide fin qui un bel gol col destro dal limite di Sara Giovannini, esattamente a metà frazione, al 12° e 30 secondi. Indubbio però dire e sottolineare che l'esito di questa finalissima Krese Girl primo-secondo posto è ancora tutto da decidere, per cui la ripresa si preannuncia assolutamente viva e interessante. E allora ripartiamo col secondo tempo di questa finalissima Krese Girl, la prima finalissima del ricco menù di questa serata conclusiva Krese Cup 13ª edizione a Borgo San Sergio. Ricordiamo a seguire Hydro City contro In The City per la Krese Replay. Poi avremo alle 20:45, minuto più minuto meno, Excalibur contro Pizzeria da Modesto per la Krese League. E poi l'epilogo conclusivo, il piatto forte, la finalissima regionale Krese Cup, ossia la rivincita di mercoledì sera. Era stata la finalissima Krese Cup Trieste, quella tra Costalunga e Termosoc. Termosoc che ha sconfitto ieri sera qui sul campo 1 i campioni pordenonesi degli Uessa Gabrie, mentre adesso arriva il tiro di Giovannini che vuole la doppietta. C'è la chiusura di Sturman in calcio d'angolo, 40 secondi. E prima situazione pericolosa creata dalle compagnucce, avanti 1-0 all'intervallo, proprio grazie al gol di Giovannini. Poco impegnata soprattutto nel primo quarto d'ora di gioco nel primo tempo, poi qualche pericolo dalle sue parti è arrivato, interventi comunque abbastanza tranquilli. Qui Davenia non riesce a controllare, parte De Grassi con Gloria Frizza, probabilmente la migliore delle sue compagne. Ora c'è spazio però per Bredariol che va fino in fondo col destro, arriva il gol del 2-0, Vanessa Bredariol. Niente da fare qui per Sturman. Preciso, andante quanto basta questo destro in diagonale, la grande gioia delle compagne
e dopo Giovannini Bredariol fa 2-0, secondo minuto del secondo tempo. E adesso vedremo la consistenza della reazione delle Orsette maglia giallo-blu. Provato qui la capitana Beatrice Miss. Arriva l'intercetto ora di Davenia con Inglese. Nicoletta Dessi va lungo con le mani da Davenia. Pallone mancato da De Grassi. Poi attenzione a questo pallone che diventa buono. E per poco non arriva un gol incredibile. Deve alzare in calcio d'angolo Dessi, che stava per essere tradita dal rimbalzo. Questo pallone scagliato da Stefania Lupi, apparentemente senza pretese, e per poco non finisce in rete. Adesso il corner per le Orsette, pallone teso di Desiree Urbani, destro ancora, provato col piattone, ancora Stefania Lupi, in 30 secondi la più pericolosa delle sue compagne. 2 volte prima la distanza impossibile praticamente. Adesso qui il pallone dentro che però non è preciso da parte di Lupi verso Dicenta, il contropiede per le compagnucce, c'è Inglese, Davenia centrale, riceve Davenia, traversa di Giada Davenia. E poi chiusura con coraggio qui delle Orsette, hanno vacillato però. Poi Giovannini da metà campo cerca il bersaglio grosso. Non trova la porta, la prende con un sorriso Giada Davenia. Ora rimessa per Bredariol. Va lungo da Inglese. Controlla, prova a passare in mezzo a 2. Arriva ancora Frizza. Giovannini col mancino. Davenia! Giada Davenia! Il gol del 3-0, minuto 9. E adesso ipoteca serissima sulla vittoria finale. Bello questo destro di prima intenzione, colpito benissimo con l'esterno. Incolpevole anche qui Loredana Sturman. Fuori Dicenta nelle Orsette, rientra Teresa Sfecci. Fuori anche Bredariol nelle compagnucce per far rientrare Ambra Nardini. Ma adesso la situazione del punteggio è molto delineata. È pronta Sturman che ha servito di nuovo Beatrice Miss, lungolinea. Intercetta Inglese, palla è buona per Sfecci che prova ad entrare in mezzo a 2, non riesce il controllo in corsa e poi spara fuori Ambra Nardini. C'è ancora il fallo laterale. De Grassi supera bene un avversario, ancora De Grassi, scarica su Desiree Urbani, prima di lei Inglese che con lo stop si lancia in contropiede, 3 contro 1 adesso clamoroso. C'è Giovannini, c'è Davenia, il tocco della prima per la seconda e poi il destro alto. Con altruismo qui Giada Davenia ha ricevuto un pallone forse un pizzico corto da Inglese e non ha potuto puntare la porta avversaria. Ha preferito subito lo scarico per Giovannini, destro però impreciso. Adesso rinvia Sturman, Urbani raccoglie. Non c'è però precisione nelle giallo-blu. E allora controllano le multicolore, qui sbaglia però Inglese. Allora De Grassi, che per gli sforzi che ha messo in campo almeno un gol lo meriterebbe. Grande giocata di Urbani, grande parata però anche di Nicoletta Dessi. Chiamata in causa 3x3 durante questa partita, ma sempre molto presente. Adesso ancora Urbani, secondo palo. Pallone lungo, raggiunto da Miss. Rinvio preciso sulla corsa di Bredariol, ottimo controllo. Poi sfera smistata per Nardini, Giovannini, ancora verticale verso Bredariol, arriva Miss in chiusura. Poi nuovamente Giovannini che punta la porta, sinistro bolide, incrociato. Niente da fare per Loredana Sturman, 16° minuto, 5-0. Gioco partita incontro, poco ci manca per le compagnucce, ormai a un passo, con una mano e mezzo sulla coppa del primo posto. E Giovannini che aveva aperto il tabellino delle marcatrici questa sera, per il momento lo chiude. Ora controlla De Grassi, vuole Sfecci in verticale, ancora De Grassi. E comunque qualsiasi sia l'esito finale della partita,
La sua prestazione l'ha fatta e come. Ora bel numero sulla destra, il tiro respinto da Dessi che concede il corner. Prova a non mollare Gloria Frizza con De Grassi, dicevo, probabilmente la migliore delle sue compagne. E lo conferma anche adesso con un bel destro. Non vuole mollare qui la squadra giallo-blu, anzi. Monica De Grassi, adesso piazzato proprio con lei sul punto di battuta insieme a Urbani. Frizza in zona barriera per dare un po' di fastidio. Adesso parte Urbani col destro a rasoterra. Ancora Nicoletta Dessi. Dovesse rimanere a 0 lo score quanto a gol segnati delle Orsette, sicuramente per una grande prestazione di Nicoletta Dessi. Qui Giovannini stoppa e libera. Entriamo nelle ultime battute. Ormai con le compagnucce a un passo dal successo in questa Crazy Girl. Bredariol, controllo destro che finisce alto. Voleva chiudere il set addirittura Vanessa Bredariol, passivo però oggettivamente un po' troppo pesante per le giallo-blu, per le Orsette che adesso con Dicenta provano a proporsi. Arriva però ancora la chiusura di Nardini. E comunque anche lei la prende con un sorriso, insomma, che è la cosa più positiva e saggia da fare. Finisce qui. E allora il primo titolo di questa 13ª edizione Crazy Cup è la finalissima Crazy Girl, conquistata con ampio margine dalle compagnucce. Finisce 5-0 contro le Orsette del Cuore. Ad aprire le danze, le marcature, Sara Giovannini al 12° del primo tempo. Così si è andati all'intervallo. Poi l'inizio di ripresa è scioccante per le Orsette, che incassano prima al secondo minuto il gol di Bredariol, poi tra l'8° e il 10° la doppietta di Giada Davenia e poi a chiudere poco dopo il quarto d'ora ancora Sara Giovannini. E allora compagnucce che conquistano questo primo trofeo della grande serata conclusiva Crazy Cup. A seguire tra pochi minuti, tempo di fare un po' di riscaldamento, insomma l'appello delle due squadre, e poi arriveranno Hydro City e Inde City a sfidarsi per la finalissima Crazy Replay. Ricordiamo torneo di riparazione per le squadre eliminate nei gironi di Crazy Cup e Crazy League. Nel frattempo le compagnucce comunque sono pronte a far festa, magari a venire a salutare anche la tribuna, mentre qualche giocatrice qui del Pane Vino e San Daniele, nonostante la sconfitta in semifinale, dicono: guardate che noi siamo le migliori. Avevano conquistato il trofeo l'anno scorso, volevano conquistarlo anche quest'anno e invece vediamo che sono le compagnucce a risultare. Quindi non solo candidate con la maglia più pittoresca e più bella dal punto di vista stilistico, insomma, di tutto il torneo, ma arriva anche il successo in questa Crazy Girl. Mi dicono che Pane Vino e San Daniele aveva vinto nei gironi contro le compagnucce 4-1, però purtroppo poi quando si arriva a un certo punto del torneo, Davenia, vedete, saluta e ringrazia giustamente con grande gioia per la numero 7. Doppietta per lei, doppietta per Giovannini e gol di Bredariol. Queste le marcatrici della finalissima Crazy Girl.